Giovanni Carraro ha presentato alla libreria La Bassanese di Bassano del Grappa, in occasione dell'Aperilibro, la nuova guida escursionistica Riscoprire il Monte Grappa. Con 42 percorsi principali e 74 varianti, il libro dettaglia 626 km di esperienze. Io ho raccontato, dal 2011 tutte le prealpi trevigiane, quindi versante sud, le colline subprealpine cosiddette, che sono quelle del Prosecco di Conegliano Valdobbiadene. Poi mi sono spinto sulle Dolomiti e ho fatto anche dei racconti di novelle, sempre legate alla montagna, e a un certo punto ho detto: ma cosa facciamo qui? C'è questo Piave che divide il Vallina e il Cesen da questa dorsale, questo grande massiccio che è il Grappa. Io l'ho sempre tenuto un po' distante, a dirla tutta, perché mi raccontavano di questo Grappa come qualcosa di grandioso, di spettacolare. Sinceramente ero un po' titubante. Ho detto un bel giorno: scavalchiamo il Piave e andiamo a Carpen, e lì c'è stato il primo itinerario che ho fatto, che è appunto l'850, che parte da Carpen, sale a Monte Tomatico, e è scattata la scintilla, e quindi questo innamoramento di questo massiccio, che poi mi ha portato a girarci intorno, conoscendo un sacco di persone, tanto per dire 90, e sono i famosi magnifici 90 di cui ho parlato in varie situazioni. E grazie a queste persone ho scoperto un mondo che non pensavo fosse così bello, e ho detto: qui ci sta tutto, un bel libro, ed è nato l'8° libro sulle escursioni che ho fatto. Pensi che possa esserci un futuro anche diverso da parte della gente sul Grappa? Sì, allora, il Grappa tutti lo conosciamo per l'aspetto della Grande Guerra. In realtà quello che ho visto io, c'è sì l'elemento guerra con le trincee, i segni dei bombardamenti, ogni metro si incontra un elemento per terra che possa essere riconducibile a quel triste periodo. Però il Grappa va visto anche sotto un altro aspetto, è quello naturalistico, tant'è che è stato insignito del titolo di MAB UNESCO, e questo è un elemento molto importante, perché MAB sta a significare Man and the Biosphere, cioè l'uomo e la biosfera, un giusto equilibrio tra l'essere vivente, che siamo noi, e l'essere vivente di un altro tipo, che è appunto la vegetazione, la fauna e quant'altro. Il Grappa è proprio stato recepito per questo aspetto, la parte ambientale, che è di tutto rispetto, e questo è un elemento che secondo me va preso in considerazione alla pari della Grande Guerra, perché quella non va mai dimenticata, ma io mi occupo gran parte dell'aspetto escursionistico, quindi quello che posso dire: riscopriamo il Grappa, ecco perché il titolo del libro, sotto questo aspetto della natura, e soprattutto il mio obiettivo è quello di ridistribuire un po' i flussi di turismo, perché siamo abituati tutti ad andare in Valle di San Liberale, dove di domenica non si trova neanche il parcheggio, andiamo in Valle di Santa Felicita, andiamo in Valle di Seren del Grappa, però ci dimentichiamo che ci sono posti come la Val Brenta, come luoghi secondari apparentemente, dove si trovano al massimo 2 persone, ma che in realtà sono straordinariamente belli. Ed è proprio questo l'obiettivo del libro: portare il camminatore a vedere un lato nascosto del Monte Grappa, e ce n'è per tutte le gambe, perché sono ben 626 chilometri a disposizione.